Siamo arrivati alle battute finali perché lo spettacolo e la proclamazione della vincitrice e del vincitore deve andare avanti. Io ovviamente prima di andare via vi voglio far salutare dalla mia nonna, questa donna di 98 anni, poi faccio un piccolo omaggio alla vostra meravigliosa terra che mi ospita oramai da 15 anni nelle mie serate estive. Mia nonna a 98 anni va a fare la sua visita ginecologica, ma era passato talmente tanto tempo dall'ultima volta che c'era stata che non si ricordava neanche più come si doveva mettere, cioè dove doveva mettere le gambe, ci aveva messo le braccia sulla poltrona. Dice: signora, non sono un dentista. Dopo 3/4 d'ora mia nonna trova la posizione, finalmente il dottore infila il guante e comincia la visita. Sì. Scusi un attimo, pronto? Ciao Paolo, siete arrivati? Bella Venezia, tua moglie? Le piace. Come state? Bene? Io? Ma così e così, non è che... Dimmi tutto Paolo, sei in piazza San Marco, devi arrivare alla stazione, senti a me, prendi la prima a destra. Se vai su c'è un giornalaio, facendo il giro del giornalaio a sinistra trovi una fontana, a quel punto non ti puoi sbagliare, scendi giù, la prima a destra c'è la stazione. Ciao Paolo, salutami tua moglie, si gira mia nonna. Oddio signora mi scusi, dove era Mauro Meazzi? Mia nonna: dottore, fammi fare un altro giro a Venezia. Un applauso! Grazie. Valentina!